Il consumismo è a volte ascoltare il dottor Google, guardare a quello che prescrive la rete e rivolgersi al proprio medico e chiedere questa cosa, come andare al supermercato ed utilizzare lo scaffale, guardare quello che c'è. Dalle visite mediche superflue ad un'assunzione di farmaci non necessaria, la diffusione del cosiddetto consumismo sanitario rischia di trasformare la cura della salute in un aumento di spese dettato da regole commerciali e in un abuso di prestazioni che possono mettere in crisi il sistema nazionale sanitario. La parola d'ordine è scegliere con saggezza. Evitare, se possibile, chiaramente in accordo con il paziente, il cittadino, evitare da parte del medico esami, trattamenti, procedure che non sono necessarie e a volte addirittura provocano danni. Consumismo sanitario e sostenibilità del sistema sanitario nazionale sono stati al centro di un convegno al padiglione Rama dell'ospedale dell'Angelo. Noi non registriamo un incremento indiscriminato della domanda di prestazioni. Il Veneto in questo è in controtendenza. Negli ultimi 2 anni ha visto una stabilità della domanda di prestazioni specialistiche a fronte di un incremento nazionale che si aggira fra il 3 e il 7%, senza incentivare un consumismo. I dati del Veneto, seppur incoraggianti, non devono però far pensare che il problema non esista o non possa tornare a proporsi in termini tali da destare preoccupazione. Noi abbiamo individuato un certo numero, sono in Italia più di 300 raccomandazioni di esami, trattamenti, procedure che non sono necessari. Io ritengo che sia anche una questione che attiene al rapporto del servizio sanitario con i propri utenti, la fiducia nel sistema, la credibilità del sistema, l'empatia del sistema nel parlare con la propria comunità. Questo può fare la differenza.